È un messaggio, diciamo, d'amore per i bambini e per le famiglie in particolare. Potremmo chiamarla la famiglia Mille Luci di Treviso, perché Renzo Tomba, con la moglie da anni, pezzetto dopo pezzetto, ha reso la loro casa di Via Cadore un vero e proprio viaggio di Natale luminoso su come viene vissuto in tutto il mondo. Del resto Renzo Tomba, da storico dirigente della De Longhi, il mondo l'ha visto in lungo e in largo ed ora lo racconta con le luci sul suo giardino. Come vedete, nella mia sinistra, noi vogliamo rappresentare l'emisfero sud con i suoi colori, visto che in questo periodo natalizio è diciamo, estate, mentre al lato destro troviamo tutti i colori, diciamo, di bianco ghiaccio che rappresentano il Polo Nord. Luci ma anche simboli, come questi singolari bastoni caramella tipici degli Stati Uniti. Il bastone caramella ha un suo significato. Come lo vediamo, se lo giriamo, noi vedremo una J, vale a dire Jesus, mentre così è rappresentato il bastone del pastore. Qui tutto ha un senso e vuole raccontare qualcosa alle coscienze dei visitatori. E poi andiamo a vedere lo spazio dedicato agli animali in via di estinzione. E come vedete i panda che stanno rischiando li abbiamo creato, il loro ambiente naturale con i bambù e stanno festeggiando, diciamo, la loro salvezza divertendosi a fare i fuochi d'artificio. E questo è solo uno dei tanti esempi di questo villaggio di Natale fatto con testa e cuore, perché tra renne che si muovono, palme tricolori, tetto biancoceleste e lampioni stile inglese, al centro di questo percorso non può mancare il simbolo per eccellenza. Alla fine, con tutta questa festa, praticamente al centro della stessa rimane la cristianità, che è rappresentata dal nostro presepe. Uno spettacolo che va in scena ogni sera e che aspetta solo tante famiglie che passino a viverlo, perché qui in Via Cadore a Treviso le porte sono sempre aperte. Per la visita del villaggio possono venire tutti quanti e li preghiamo che se arrivano qua possano suonare tranquillamente il campanello